Grazie per chi mi aveva scritto sui commenti, spero che questa volta mi sentite. Se non mi sentite, spero che qualcuno metterà un commento qui sotto, e vedremo come andare avanti. Nel caso quello che non avevate sentito prima, ve lo siete persi, vi ridico quello che volevo dirvi oggi. Sono qui a Torino, starò qui a un'altra settimana, prossima settimana sarò di nuovo a Cagliari e siccome in queste giornate ho ricevuto diversi messaggi da persone che avevo seguito da diversi mesi o magari addirittura l'anno scorso, dicendo che magari i propri sintomi erano ritornati, a farsi sentire, che erano di nuovo in questa balia di paura e sintomi. Molte altre persone mi hanno scritto perché per loro novembre e dicembre è sempre stato un problema, dove si sentono più depressi, più giù, e quindi i loro sintomi riappargono sempre in questi mesi. Volevo fare un po' di chiarezza rispetto a quello che puoi sentire in questi mesi o che ti succederà nel futuro se intraprendi questo percorso di neurobalance o intraprendi un percorso, un approccio mente-corpo, di riequilibrio del sistema nervoso, ma attraverso sia l'approccio psicologico che quello spirituale, che quello fisico, per la guarigione dei tuoi sintomi. Quello che succederà è questo: te lo dico adesso così che tu non possa almeno spero che arriverai magari tra 3, 4 mesi, 5 mesi e i sintomi ritorneranno dopo magari 2 mesi che sono andati giù e non ti sorprenderai più. Perché succede questo a tutti, dopo un periodo di riequilibrio, magari che sei stato seguito o da me o che hai seguito i miei video, i tuoi sintomi sono andati giù, nel senso sono migliorati, però poi sono riapparsi nuovamente magari proprio adesso a novembre-dicembre. Se sono apparsi nuovamente a novembre-dicembre, però c'è stato un periodo molto, molto tranquillo, ci sono 3 cose che possono essere capitate. I motivi sono questi, insomma. Il tuo sistema nervoso sta imparando, sta capendo che i circuiti neuronali del dolore o del sintomo, possono riaccendersi, attraverso magari i vari stress che abbiamo durante questo periodo, quindi paura, stanchezza, parte diciamo emotiva che, va a disequilibrarsi. Quindi ci sono dei segnali di pericolo all'interno di te, magari anche inconsapevoli, anche inconsci, ehm, e questo sistema nervoso che ancora comunque era in equilibrio, si è in apprendimento, c'è un apprendimento in corso, insomma. Quindi questo è il primo motivo principale. Il sistema nervoso sta ancora imparando. Se, ti trovi in questo che ti sto dicendo, può essere che veramente servano solamente altri mesi e non devi assolutamente preoccuparti di nulla, continua col percorso che stai facendo. Se invece noti che c'è un aggravamento molto repentino che, tende sempre ad aggravarsi sempre di più e non hai messo in atto nessuno dei miei consigli che trovi sul mio canale perché magari non mi conosci, ti consiglio magari di andare a vedere i miei video e notare cos'è che stai sbagliando, cos'è che non stai facendo. Il secondo motivo è che c'è un aumento di stress. Questo è quello più ovvio. Molte persone in questo mese di novembre, tra scadenze o dicembre, tra scadenze varie, il tempo atmosferico che cambia, siamo comunque persone che dovrebbero sincronizzarsi con la natura e quindi meno sole normalmente crea comunque dei sintomi magari di depressione, sintomi che vanno ad aggravarsi perché non ci muoviamo come prima, come in estate, fa più freddo, è normalissimo, okay, è normalissimo avere un cambiamento, ehm, di metabolismo anche o comunque di sistema nervoso e di attivazione del sistema nervoso durante questi mesi. C'è un aumento di stress magari dato da, cambiamenti lavorativi, da pensieri, da emozioni represse, conflitti, conflitti di ogni genere. E questo è un grande motivo. Principalmente questo è il motivo più comune.
Vediamo se qualcuno mi dice che non mi sente. Comunque, 3, il cervello testa la tua reazione. Quindi il terzo. Se c'è un periodo esiste un periodo in cui tu sei in una sorta di convalescenza da questo percorso, no, dove la tua consapevolezza cresce, dici: "Cavolo, effettivamente io ho subito tanti traumi da quando ho iniziato a sentire questi sintomi, ho subito dei traumi prima di sentire questi sintomi, magari un lutto, magari un cambio di vita." Giusto qualche settimana fa una persona mi ha chiesto una consulenza e mi ha detto: "Sono andata in pensione e tutto è arrivato, in superficie. Tantissima ansia, tantissima contrazione al collo, tanti sensazioni di sbandamento e vertigini mentre che cammina." Ovviamente ha fatto tutte le i test e tutte le cose, diciamo, che poteva fare dal punto di vista medico convenzionale, ma niente era mai apparso, se non semplicemente che gli dicevano che era un po' di ansia. Però minimizzare a semplicemente "è tutto un po' di ansia" non va bene. Cioè non possiamo semplicemente dire: "Ah, è ansia, calmati e va ben così", perché le persone devono capire, prima di agire. E quindi io sono qua proprio per questo, per dirti: dobbiamo capire prima di agire. E se dobbiamo capire cosa succede nel tuo sistema nervoso, se senti questi sintomi al collo, o alla schiena, o alla testa, devi capire che ci sono dei circuiti neuronali di attivazione, causati da paura principalmente, che vanno a creare delle contrazioni. Queste contrazioni possono creare una marea di sintomi, tantissimi sintomi, anche molto, molto, molto intensi. Ciao Patrizia. Anche molto, molto intensi. E questi sintomi possono poi diventare anche cronici o persistenti. Quindi recapitolo i primi 3 motivi se i tuoi sintomi stanno riattivandosi durante questi 3 mesi, novembre, dicembre e gennaio, che sono i principali 3 mesi, diciamo più difficoltosi. Molto probabilmente perché siamo nei mesi invernali. Però questo non possiamo dire semplicemente: "Allora è tutta colpa dell'inverno e va ben così." No, noi possiamo fare molto all'interno di noi, possiamo dare sicurezza al nostro corpo, possiamo parlarci all'interno, possiamo autoanalizzare quello che sta succedendo nella nostra vita esterna ed interna, ambiente esterno e interno. Non a caso "Il potere della consapevolezza" è il libro è il titolo del mio libro. Quindi primo motivo, il sistema nervoso sta ancora imparando. Secondo motivo, c'è stato un aumento di stress, anche se lieve. Terzo, il cervello testa la tua reazione. Cosa vuol dire testa la tua reazione? Se rispondi ai tuoi sintomi con paura, che la maggior parte di noi risponde con paura, confermi quindi che c'è un pericolo. Se rispondi con sicurezza, quindi dici: "Sento dolore al collo, okay, so perché è lì, c'è un po' di conflitto, c'è un po' di stress, va bene così. Non devo sopprimere, non devo fare altro, non devo fare stretching, non devo andare a farmi un massaggio, va bene così, passerà." Okay? Questo rispondere con sicurezza vuol dire che poi il cervello registra che non è necessario mantenere un allarme. Okay? Questo è quello che succede. Fatemi, prendere un sorso d'acqua perché ho la gola un po' adesso secca. Quindi cosa fare quando i sintomi tornano? 3 cose, se non 4. Primo, riconoscere che il sintomo non è pericoloso. Il tuo compito quindi non è togliere il sintomo, ma inviare al sistema nervoso un messaggio chiaro. Esempio: "Questa sensazione non è un pericolo. Questo che sento non è pericoloso. È tutto okay. È normale. È un sintomo. Non sei tu, è un sintomo." Quindi questa è la prima cosa, riconoscere che quello che senti non è pericoloso. Come fai a sapere che non è pericoloso? Perché abbiamo fatto un'autovalutazione dei propri sintomi. Il tuo sintomo è di tipologia nociplastica. Come fai a sapere se il tuo sintomo è di tipologia nociplastica? Vai sul mio sito web venezianotherapy.com e troverai un'autovalutazione. Clicchi, fai il test gratuito
vedi qual è il punteggio, se il punteggio è minimo, ha un minimo di, se non sbaglio erano di 6, 7 punti su 15 o 16 punti che ci sono, molto probabilmente sei in questa tipologia di dolore nociplastico. Se vuoi informarti tra l'altro su in Italia o nel mondo su questa particolare sintomo molto comune, molto, molto comune, semplicemente scrivi nociplastic pain, nociplastic pain su Google o su ChatGPT, che ora usiamo anche l'intelligenza artificiale e quindi probabilmente troveresti anche molto di più. Okay, questo ci aiuta moltissimo a noi italiani che magari non sappiamo l'inglese, a quelle persone che non sanno l'inglese. Purtroppo, okay, l'inglese è molto, molto importante, però capisco che magari non hai vissuto all'estero, non hai imparato l'inglese, però con l'intelligenza artificiale puoi scrivere dolore nociplastico, cosa vuol dire? Semplicemente. E poi vedrai insomma che tutto quello che vedrai su questo dolore nociplastico, vedrai che sono le stesse cose che dico io nel mio canale YouTube. Quindi, prima cosa riconoscere che il tuo sintomo non è pericoloso. Primo. Sono appena arrivata, di cosa stai parlando? Ciao Giusy, giusto perché giustamente è una live e devo parlare anche con voi. Il mio canale è un canale per persone che soffrono di dolori persistenti cronici, dove hanno già provato la terapie convenzionali, quindi senza interventi chirurgici, senza interventi fisici o manuali, andiamo a riequilibrare il sistema nervoso attraverso un approccio. Il mio approccio, si chiama Neurobalance, che è un metodo che ho creato dal 2021 attraverso la mia esperienza col dolore cronico, vedendo centinaia di persone in tutta Italia, con queste problematiche. Io ero il primo paziente e all'interno ho messo insomma tutta la neuroscienza, tutte le informazioni con un passo dopo passo su quello che c'è da fare per riequilibrare il sistema nervoso e quindi annullare o comunque guarire anche totalmente cervicalgia, mal di schiena, mal di testa. Principalmente queste 3 cose. Spero di essere stato chiaro. Quindi andiamo al secondo punto di quello che dobbiamo fare con i nostri sintomi. Tornare alle tue pratiche di sicurezza. Pratiche di sicurezza vuol dire che non dobbiamo semplicemente non meditare più o comunque non muoverci più perché i sintomi erano andati giù e quindi io sono guarito. Cioè, ovviamente bisogna continuare a dare dei messaggi di sicurezza al corpo. La meditazione, che nel mio metodo la chiamiamo trocciamento somatico, è una di quelle meditazioni che può darti una mano, soprattutto in questi periodi di grande, grande, grande intensità di dolore. Quindi parlare con i tuoi sintomi, parlare con quelle parti interiori di te che sentono dolore, ad esempio al collo, e chiedo di cosa hai bisogno, come posso supportarti, con compassione, non con paura. Cioè, facciamoci, f- pensiamo, cioè tu quando senti dolori, come ti parli? Ti parli con "Ma perché sento questa cosa? Ma non doveva essere non doveva esserci, ma chissà che cos'è". Tutte queste domande, no, che ti fai o che comunque queste affermazioni che fai, che non portano altro che paura all'interno di te. Paura perché nessuno ti ha spiegato veramente cosa sta succedendo all'interno di te dal punto di vista neurofisiologico. E questi dolori non sono dati da un problema reale, cioè un fisico, ma da un sistema nervoso che è in paura, che dà queste sensazioni. E queste sensazioni possono essere anche molto debilitanti, molto, molto debilitanti. Ecco perché probabilmente in Italia o comunque, non in tutto il mondo, le persone che si stanno approcciando a questa terapia mente-corpo, non pensano veramente che sia efficace, perché dicono: "Ma com'è possibile che un dolore così lancinante, che così intenso alla testa o al collo, possa essere solo creato dal mio sistema nervoso? Ma ci dovrà pure essere qualcosa nei miei dischi, nella mia scoliosi, nel muscolo che non va".
e quindi vanno a fare 100.000 altre visite per trovare qualcosa che non va. E poi purtroppo in Italia si dice sempre: "È ansia, è stress, torna a casa, si tranquillizzi, vada a fare yoga", però poi nessuno veramente ti spiega il perché. E secondo me all'inizio spiegare il perché è importantissimo ed è il primo step appunto del metodo Neurobalance. Capire quindi la psicoeducazione. Capire come un sintomo fisico può essere creato da una problematica emotiva di paura, di stress, principalmente. Questo legame deve essere spiegato. Ehm, ciao Anna. Okay, quindi tornare alle pratiche di sicurezza, tornare a muoverti. Assolutamente, soprattutto in questo periodo qua dove fa buio alle 5, fa buio alle 5, quindi, dopo le 5 non vuoi veramente farti una camminata, però tu dirai: "Ma io esco da alle 6 da lavoro", no, okay, in questi casi dobbiamo essere più organizzati e dire: "L'attività fisica la faccio al mattino, prima di andare a lavoro". Tu mi dirai: ma io c'ho da badare ai figli la mattina". Okay, dobbiamo, capire che non ci sono scuse in questo momento, perché tu sei la priorità assoluta, non puoi pensare alle altre persone, e non pensare a te. Quindi capiamo che se non pensi in primis a te, ehm, nessuno non puoi aiutare nessun altro, okay? Quindi da qualche parte devi ritagliarti del momento per te. Lo so che tu ti puoi dire tutte le scuse che vuoi: non ho tempo, non ho questo, non ho l'altro", ma qual è l'alternativa? Rimanere dove sei. Qual è l'alternativa se non ti ritagli del tempo per capire se lo stai facendo adesso, magari ritagliandoti del tempo per vedere me, come stai facendo questa cosa che stai facendo adesso, la puoi fare per ritagliarti 5, 10 minuti al mattino, se soffri di dolori persistenti, per la meditazione, per la scrittura espressiva, per parlare al tuo sistema in modo compassionevole verso di te, verso il sintomo. Ci sono delle pratiche, che si possono fare se soffri anche di sbandamenti, okay, ma le pratiche di per sé non sono semplicemente degli interruttori on off del dolore o del sintomo. Sono delle pratiche, che devono essere mantenute per dire al tuo sistema nervoso continuamente che lui è al sicuro, perché quello che sta succedendo è che il tuo sistema è terrorizzato. È continuamente terrorizzato dai tuoi pensieri, da quello che sta succedendo all'interno di te. E più sei terrorizzato o terrorizzata, più reagisci al mondo esterno con reattività. E poi, guarda caso, arrivano tutti gli imprevisti, arrivano tutte le cose che non vorresti che arrivassero, okay, e reagisci e ritorni in questo ciclo vizioso di paura, ansia e dolore, paura, ansia e dolore: "Oddio, non ho i soldi perché magari adesso, devo fare una marea di regali e quindi non posso mettere me al primo posto, e quindi se ne parlerà poi a gennaio". Quante persone, sento così che dicono: "No, ma adesso non è il momento, non è il momento, per intraprendere un percorso ehm, perché c'è sempre qualcosa che non va all'esterno. Non è mai il momento". Persone che dicono: "Non è il momento perché non ho i soldi, non è il momento perché non ho il tempo, non è il momento perché adesso devo accudire un'altra persona oltre me". Ma quand'è il tuo momento? Non ci sarà mai un momento per te, mai. Perché se non hai 10 minuti per te, non ce l'avrai mai un momento per te, mai. Quindi la terza cosa, che ti dico, insomma, ti invito a fare è rimanere attivo. Uno dei più grandi errori è iniziare a evitare movimenti o attività, dei movimenti o delle attività. L'evitamento vi ricordo che rinforza la paura. L'evitamento rinforza la paura e la paura rinforza il sintomo. Se soffri di sbandamenti, non andare a fare quella camminata per paura del sintomo non farà altro che rinforzare il sintomo quando cammini. Molte persone prendono dei farmaci, okay, perché magari hanno paura, magari lo Xanax, magari degli antidepressivi, perché senza il farmaco non possono fare quel movimento, quell'attività, magari una camminata.
Dobbiamo capire, insieme a chi ti ha dato il farmaco, che questo farmaco è un qualcosa di momentaneo, di temporaneo. Puoi farlo 1 o 2 mesi e ci sta in molte situazioni che magari aiuta, okay, ci sono dei farmaci che aiutano, soprattutto in momenti di depressione, aiutano. Non sono io la persona più adatta a dirti, nulla sui farmaci. Infatti quando ci sono dei farmaci, magari antidepressivi, si deve lavorare insieme al proprio medico per dire: "Guarda, io voglio anche lavorare dal punto di vista olistico in questo, voglio abbassare le dosi pian piano". E attraverso un altro terapista, in questo caso magari io, ci si può aiutare e dire: "Okay, facciamo un piano di lavoro dove capiamo come andare a diciamo qual è l'obiettivo e qual è il processo per arrivare ad abbassare sia il farmaco che il sintomo". Ma qua bisogna pensare veramente, cioè bisogna avere un mindset molto, molto aperto, molto compassionevole, molto persistente con noi stessi. Cioè persistente cosa vuol dire? Essere costanti. Quindi ricordo che l'evitamento rinforza la paura e la paura rinforza il sintomo. Quindi continua a fare ciò che stai facendo e non limitarti di far nulla. Non limitarti di far nulla. Ricordati che se soffri di sbandamenti, per esempio, l'obiettivo non è non avere lo sbandamento, l'obiettivo è: "Okay, faccio questa camminata, sto facendo un percorso di questo tipo", esempio olistico mente corpo, quindi non è: "Ah, adesso devo uscire, farmi la camminata e non sentire lo sbandamento". No, quello non è l'obiettivo. L'obiettivo è: faccio la camminata, quanto tempo ci metto prima che il sintomo diventa così forte da rimanere immobilizzato? Magari all'inizio succedeva subito, dopo un periodo questa sensazione di rimanere bloccati e di paura magari succede dopo 1 chilometro e va ben così, va ben così. Questo è il modo in cui andiamo a riprogrammare e riequilibrare il nostro sistema nervoso. Ragazzi, se avete delle domande poi fatemele perché non avrò tanto tempo visto che questa è la seconda live che ho fatto oggi. Quindi, quarta cosa, non cercare cause fisiche. Quando i sintomi ritornano, la mente corre subito a cercare qualcosa che non va nel corpo. Subito. "Ah, ma allora sarà che quella volta ho fatto quell'esercizio e adesso è tornato questo, il dolore è ritornato, vedi non dovevo andare a fare la camminata in montagna, la prossima volta non la faccio". Subito i sintomi ritornano e cerchiamo qualcosa che non va nel corpo. Questo in realtà è un comportamento che invia al cervello un messaggio implicito all'interno, un messaggio che dice: "C'è un pericolo". E cosa vi ho detto prima? Vi ho detto che se il cervello nota che c'è un pericolo, in questo momento glielo stiamo dicendo noi, aumenta il sintomo. E quindi ovviamente dolori aumentano, aumenta anche ovviamente l'ansia, aumenta tutto. E ritorniamo in questo ciclo vizioso. Ricordiamo che il nostro obiettivo è dare sicurezza al corpo. Puoi parlarti, puoi fare movimento fisico, puoi darti delle affermazioni che in realtà tu sei okay, devi lavorare sulla radice del problema. La radice del problema se è la paura ed è sempre la paura, dobbiamo capire perché è nata quella paura. Quali sono i fatti che ti fanno capire che quella paura è reale? O meglio, è reale, è sentita, ma quale fondamenta, quali sono i fatti che dicono che quella cosa che senti o che pensi è vera? Non ce n'è. Molte volte non ce n'è. Perché se soffri dolore al collo o alla schiena, quali dati o quali fatti hai per dire che quel problema che hai al collo o alla schiena sia di natura strutturale, che sia organico? Quali sono i dati? Avrai fatto delle visite, nessuno ti ha detto che è strutturale. Ti hanno detto c'è scoliosi, protusione, ernie, ma son passati più di 3 mesi, 4 mesi. Scoliosi, ernie per più di 4 mesi? Non è questa situazione, non è quello il problema. Il problema è sempre emotivo, di paura. Paura. La paura è la prima cosa. Quello che succede in Italia, ma anche all'estero, ma soprattutto in Italia perché siamo ancora un po' indietro,
è che fai finta che questo è un chiodo, okay, e qua c'è un piede che va sopra il chiodo. Questa è la radice del sintomo, il chiodo, e questo è il tuo piede. In Italia cosa facciamo? Cerchiamo semplicemente di mettere un po' di pomata antinfiammatorio qua, così che non lo sentiamo tanto questo chiodo che abbiamo sotto, e cerchiamo di cambiare tutta una marea di cose qua, cambiare, controllare tutto, relazioni, quello che facciamo nella vita, per far finta che questo chiodo qua sotto non lo dobbiamo vedere. Questo chiodo qua sotto è la paura e soprattutto del conflitto interno. E quindi mettendo le pomate, facendo le terapie manuali, strumentali, un po' di Tecar qua sopra, non togliamo il chiodo. Ecco, tu ricordati che ogni volta che ti vai a fare un massaggio per questo sintomo, il massaggio lo fai qua, non lo fai qua. Non togli questo. Ogni volta che ti metti che prendi un antinfiammatorio, cerchi di mandare giù il sintomo, non cerchi di mandare via la radice. La radice è quella paura, quel conflitto che fin quando non capisci che questo conflitto deve andare via, o comunque deve diminuire, puoi fare tutte le tecniche che vuoi qua sopra. Puoi fare anche tutte le tecniche che ti ho detto io di fare. Meditazione, tu puoi meditare 24 ore al giorno, ma se credi che ci sia un conflitto, c'è un conflitto interno, questa meditazione non va a risolvere il problema. Infatti molti terapisti nel mio campo, soprattutto all'estero, non ti dicono neanche di fare il tapping, non ti dicono di fare il tracciamento somatico, ti dicono semplicemente di capire cosa sta succedendo nel tuo corpo, di parlare ai tuoi sintomi, di non evitare di sentire i sintomi, ma di ritornare alla vita che vuoi fare con gradualità, con attività fisica, non cercando di non sentire i sintomi, ma sentirli, ma dando sicurezza al tuo corpo che quella cosa che stai sentendo è okay. E piano piano il tuo sistema ritornerà in equilibrio. Molte persone però, nonostante fanno questo, capita, vi faccio un esempio di una persona che sto seguendo che ha un gran conflitto in questo momento con la madre, perché la sta accudendo e quindi, quello che sta succedendo, che nonostante tutte le pratiche che sta facendo con me, tende ancora ad avere delle aggravazioni di sintomi o dei sintomi abbastanza forti durante la camminata. E la camminata, se soffri di sintomi persistenti o di sbandamento o di vertigini, sono cose insomma che debilitano, che ti evitano di fare la tua vita normale. Lui sta cercando di buttare giù questi sintomi di sbandamento, cercando di buttarli giù, senza pensare che in realtà quella radice, in questo momento, è ancora quel conflitto con la madre. Ma qua non sto parlando di non dare, perché questa persona, la madre, in questo momento ha bisogno di lui, ha bisogno di essere accudita, di essere portata per delle visite, ma qua non sto dicendo di fottertene della madre, no, o di fregarsene della madre. Sto semplicemente dicendo: okay, bisogna anche magari parlarne con la madre, che anche lui ha queste problematiche, che si sente che comunque, con la comunicazione, che in questo momento sta dando della priorità a un'altra persona invece non a lui, perché le sta facendo controvoglia, magari chiedere a un parente, a una persona della famiglia che supporta la madre, non solo lui, e se l'unica persona invece capire che questo conflitto sta creando una problematica interna di somatizzazione, e quindi quando arrivano questi sintomi di sbandamento mentre che cammini, non vai subito a dire: "Ah mannaggia, ma perché c'ho questo sbandamento? Ma perché?" Lo colleghi alla radice, quindi non andiamo semplicemente a dire al sintomo: "Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù." Anche perché se gli diciamo: "Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù", vuol dire che il sistema rimane in allarme, rimane in pericolo. Questo meccanismo è un meccanismo molto semplice da capire e da fare anche.
ma il tuo inconscio continuamente ti dirà: "No, no, ma ci sarà sicuramente qualcosa che non va nel mio corpo, perché mi hanno detto che è ansia". Te l'avranno detto, ma non ti hanno detto cosa c'è all'interno del tuo corpo che crea tutto quel meccanismo. L'ansia è una delle problematiche, ma non solo la problematica, okay? Quindi bisogna trovare il modo anche di portare della priorità verso te stesso e non solo verso gli altri. Va bene ragazzi, vi ho dato un po' vi ho dato un po' ehm, di informazioni. Grazie Silvia, buona Immacolata anche a te. Io uso antidepressivi e benzodiazepine per dormire. Teresa. Non voglio dire che bisogna togliere gli antidepressivi per curarsi o per guarire, però nel mentre si può fare un altro percorso. Ma nel mentre, no, anche perché toglierli così è la cosa più sbagliata, no, bisogna togliere anche magari in modo graduale, insieme al vostro medico, per evitare degli effetti indesiderati, perché vuoi o non vuoi i farmaci creano indipendenza e quando vengono tolti dal giorno alla notte possono creare degli effetti indesiderati anche molto potenti. Però io sono sicuro che ogni persona che mi sta guardando non vuole prendere i farmaci, però bisogna avere un piano, una struttura, un obiettivo. Molte probabilmente se sei seguito è più facile. Ci sono una marea di ricadute durante questo percorso. Avere una persona di fianco può servirvi, può essere di aiuto. Ehm, Anche solo guardare i miei video può servirvi e spero che vi serva insomma. Ehm, Penso di avervi detto un po' tutto. Il messaggio più importante di questa lezione, che poi alla fine è la stessa lezione che ho messo e ho scritto nel mio percorso Neurobalance, perché prima di fare questa live stavo scrivendo una nuova lezione l'ho messa nel videocorso per le persone che sono già all'interno di Neurobalance, perché queste cose che vi ho detto arrivano da domande che mi sono state poste da tanto tempo, per tanto tempo, e ultimamente mi è stata posta una domanda tipo: "Adesso mi sono ritornato al punto 0 dopo 3 mesi che stavo bene, 2 mesi che stavo bene. Cosa devo fare? Cos'è successo?" Sai, una marea di domande e di dubbi, che poi in realtà bisogna semplicemente a volte dare un po' di sicurezza, di rassicurare la persona, in questo caso io questo è la mia figura, no, di rassicurarvi che il vostro corpo non è malato, che il vostro corpo non ha nulla che non va, che non siete voi che non andate. Molte persone pensano: "Oh Madonna, sono io con la mia testa che non vado bene, no, che sono debole o che la gente non mi capisce o" invece no, probabilmente il vostro medico non vi capisce, molto probabilmente. Ma ci sono anche molti medici che non hanno tempo di spiegarvi queste cose, perché magari vedono 100.000 pazienti durante il giorno, non hanno il tempo di spiegare per 33 minuti di live che ho fatto adesso al paziente cosa sta succedendo. Cioè voi capite che molte di noi danno una priorità alla medicina convenzionale, perché è la più facile diciamo da reperire, il medico di base è lì, fate una chiamata, è lì, però il medico di base purtroppo non vi dà delle indicazioni dettagliate perché il suo ruolo in questo momento è di tamponare una problematica, no, il suo ruolo è di tamponare questa parte qui, se avete seguito la live all'inizio, non è di togliere subito la radice, cioè io vi sfido a dire al vostro medico, se prendete 3, 4 farmaci, okay, dire al vostro medico: "Io voglio togliere questi 3, 4 farmaci", magari quello della pressione alta, quello ehm, tanti farmaci, ogni persona ne ha diversi. Vi sfido e dire e chiedere: "Cosa posso fare per eliminare questi farmaci?" Vi assicuro che non vi dirà nulla, vi dirà: cosa possiamo fare? Oramai lei è da 10 anni che prende questi farmaci,
vado avanti, no? La comfort zone, è qualcosa che vi mantiene bloccati per anni e questi farmaci molto probabilmente creano degli effetti collaterali che non vedete, molto invisibili, che alla lunga fanno il loro corso. E siamo comunque una società di drogati di farmaci, perché non sappiamo più come dire al nostro corpo come riequilibrarsi. Siamo dipendenti da qualcosa di esterno continuamente. E dico siamo perché lo sono anch'io. Io sono dipendente dalle informazioni che vedo su YouTube. Mi piace, molte volte dico: "Io se so di più vuol dire che il mio lavoro lo faccio meglio". In realtà le cose che dico sono sempre, le solite e forse quello che cerco sono solo degli ulteriori modelli, nel senso che in Italia non siamo tanti che facciamo questo lavoro e i miei modelli, i miei mentori non sono italiani. I miei mentori sono statunitensi, sono olandesi, sono del Nord Europa. In Italia di terapisti veramente che fanno quello che faccio io, non ce n'è tanti, quindi la mia dipendenza è nell'informazione del veramente le cose insomma che sono basate su neuroscienza e che sono le cose che hanno aiutato i miei clienti precedenti, che hanno aiutato me anche, e quindi voglio essere sicuro che questa cosa che vi dico è quella giusta, no, però dovete avere anche voi una prospettiva un po' critica di dire: "Okay, prendo le informazioni da Alessio e poi vado a farmi un mio double check, cioè vado a vedere se quello che mi ha detto è giusto." E io vi sfido a fare questo. Ecco, questa per me è una dipendenza quella di informazione della neuroscienza. Ogni persona ha delle altre dipendenze e l'infarmaco è molto dipendente. Pensa, il pensiero è dipendente, figurati un farmaco, no? Ciò non voglio dire eliminate il farmaco, ricordo, dobbiamo lavorare con il nostro medico o psichiatra che vi ha dato quel farmaco, se magari un antidepressivo ve l'avrà dato uno psichiatra, e chiedere cosa posso fare per evitare di prenderlo per tanto tempo. Infatti il percorso Neurobalance aiuta proprio a quello, anche a eliminare o a dimezzare i farmaci. Molte persone che ho seguito, magari con mal di testa, mal di schiena, cervicalgia, inizialmente prendevano molti farmaci antinfiammatori, antidolorifici per portare giù il sintomo. Hanno iniziato questo percorso, hanno preso la metà degli antinfiammatori già nel primo mese, ma non perché sono forti: "Ah, adesso non lo prendo, voglio sentire il dolore." No, perché hanno capito che molte delle problematiche che sentivano erano date da un costante reagire a questi sintomi con paura, con ansia, con meno movimento, senza andare a capire qual era la loro radice del dolore, che molte volte erano conflitti in famiglia, conflitti con loro stessi, e togliendolo, a quel punto non fa più male. Ci sarà una memoria nel corpo che dirà: "Oddio, questa cosa che c'era prima poi magari adesso ci potrebbe essere in ogni secondo della nostra giornata." Potrebbe riportarvi dolore anche se abbiamo tolto la radice, ma questo diventerà solo cioè avrai i giorni contati il sintomo, in quel caso, quando ci preoccupiamo della radice. Va bene ragazzi, io, sono stanco di parlare, ci vediamo nelle prossime puntate. Fate una buona settimana. Questo è il primo lunedì, molte persone sono in ferie, io sono ancora a lavoro, anche se sono qui a Torino. Ehm, che dire, vi voglio bene, grazie per il sostegno e spero che questi video vi aiutano. Se vi aiutano, diffondeteli con più persone che potete che soffrono di dolori persistenti, mi aiutate a diffondere un approccio rivoluzionario che sono sicuro che nei prossimi 5 anni farà un salto incredibile, okay, incredibile. Sono sicuro che queste cose che vi dico veramente funzionano, sono al 100% sicuro della direzione, che stiamo prendendo, della neuroscienza che studia il dolore cronico e siamo sempre più rivolti verso dare
consapevolezza e messaggi di sicurezza al corpo con varie tecniche, ma questa è la direzione. Non ci sono direzioni ulteriori, non c'è dell'agopuntura, non ci sono dei massaggi magici, non c'è del Reiki. Molte cose sono semplici, ma dobbiamo internalizzarle, metterle in pratica e avere fiducia giorno dopo giorno di quello che cambia e vedrete che cambierà sempre in positivo. A volte ci saranno delle giornate in cui i sintomi si fanno rivedere, ma non vi turberanno più perché avete fatto un percorso in cui i sintomi sono andati giù e avete capito che quello che vi dico è qualcosa di reale. Molte persone, insomma, l'hanno già percorso questo percorso, questo metodo. Se volete sentire un po' di testimonianze che vi danno un po' di mano una mano nel capire che non sono solo io quello che vi dico questo, ma ci sono anche proprio testimonianze di persone che l'hanno già fatto, andate su venezianotherapy.com e nel menu c'è scritto testimonianze, vedete un po' di testimonianze video che vi possono aiutare. Per adesso è tutto, grazie ancora e ci vediamo alla prossima ai prossimi video. Ciao ciao.